Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti voi, con tutti i telespettatori e gli ascoltatori. Oggi torniamo a fare il punto della situazione Covid in Veneto a Verona per il nostro tema del giorno, prima dell'entrata in vigore del nuovo DPCM giovedì 24 dicembre. Fino a quella data infatti resterà in vigore l'ordinanza del governatore del Veneto Luca Zaia che prevede per l'intera regione una fascia arancione light che vieta in particolare di sconfinare dal comune di residenza tra le 14 e le 22 se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità. Il 27 dicembre inoltre arriveranno le prime dosi del vaccino anche in Veneto e allora per parlare di queste tematiche siamo in collegamento telefonico con Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della regione del Veneto. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto partiamo dalla situazione Covid in Veneto. In regione abbiamo superato i 100.000 positivi attuali con oltre 2.000 nuovi contagi nella giornata di ieri. A Verona la situazione non accenna a migliorare, purtroppo il governatore aveva parlato della nostra città come maglia nera del Veneto con quasi 21.000 positivi e sempre nuovi ingressi nelle strutture ospedaliere. Ecco, qual è la situazione, la condizione degli ospedali del Veneto? Siamo davvero al collasso? Ma allora la situazione è sicuramente una situazione con dei numeri importanti, soprattutto il numero dei positivi. Noi ultimamente registriamo sempre 3.000, più di 3.000 positivi al giorno, un numero importante ma che è dettato anche dal fatto, e lo continuiamo a ripetere, che noi facciamo tantissimi tamponi, facciamo circa dai 50 ai 60.000 tamponi al giorno tra i molecolari e gli antigenici rapidi. E dopodiché la situazione nei nostri ospedali è una situazione sotto controllo, nel senso che c'è sicuramente molta diciamo così intensità, e quindi siamo sicuramente con quasi 1.000 posti in letto in più rispetto al picco di marzo-aprile, con soprattutto Verona che anche nella prima fase era stata ed è tuttora la provincia più colpita, però la situazione noi la riteniamo ancora comunque gestibile, sotto controllo, nel senso che non ci sono problemi di posti letto né in terapia intensiva né nell'area non critica. È chiaro che l'attenzione deve essere alta, massima, proprio per cercare di bloccare la diffusione del virus. Certo, ecco, su questo tema si sono poi sollevati anche dei dubbi che si sono posti molti medici, soprattutto in primis perché con il costante aumento dei contagi si è scelto di non applicare subito delle restrizioni e si è spinto per rimanere in zona gialla. Ma ricordiamole che le restrizioni non sono di competenza della regione, ma i famosi 3 scenari, zona gialla, zona arancione e zona rossa, sono applicate in base ai famosi 21 parametri nazionali, 21 parametri su cui noi siamo misurati, in cui c'è l'indice di contagio, c'è l'occupazione dei posti in area critica, in area terapia intensiva, come effettuiamo e quindi la presa in carico, il contact tracing e tutto il resto. Noi da questo calcolo, è un algoritmo matematico, siamo sempre risultati con dei dati che ci hanno posto in area gialla, passando tramite il CTS nazionale. Questa è la realtà oggi. Ecco, in secondo luogo c'è anche il nodo sul conteggio dei tamponi. Le regioni contano il rapporto tra tamponi effettuati positivi in modi diversi, lo sappiamo a livello nazionale, però sembra vengano conteggiati solamente i tamponi molecolari e non i rapidi. In Veneto invece vengono contati entrambi e questo ha contribuito ad abbassare la percentuale del rapporto dal 18%, che è stato tra l'altro annunciato la settimana scorsa dal Ministero della Salute, al 6,5%. Ecco, secondo lei è giusto questo metodo di conteggio e è il Veneto che si trova in errore oppure è un modus operandi che dovrebbe valere per tutta la nazione? No, allora intanto è un modus operandi che dovrebbe valere per tutta la nazione e che è così dal 3 di dicembre, nel senso che il 3 di dicembre sono arrivate le circolari del Ministero che dicono alle regioni: dateci anche il numero dei tamponi rapidi. Prima non c'era questa circolare, quindi non c'era questa possibilità. È chiaro che se oggi non tutte le regioni li inviano e li mandano, noi siamo una regione che fin da subito inviati, ma è corretto perché noi dobbiamo fare la sommatoria delle due modalità di tamponi che vengono effettuate. Ricordiamolo che il tampone rapido antigenico è un tampone che è previsto nella circolare del Ministero, e ricordiamo anche che i tamponi che noi riceviamo ogni settimana dal commissario Arcuri per i medici di medicina generale, per i medici di famiglia, sono tamponi rapidi antigenici.
Ecco, un'ultima domanda che va chiaramente sul tema dei vaccini. Il 27 dicembre arriveranno le prime 875 dosi in Veneto, arriveranno all'azienda ospedaliera di Padova. Ecco, come funzionerà e dove sarà fatta la distribuzione e quando stimate che si potrà avere l'intera copertura regionale? Allora, il vaccino arriva dal Belgio allo Spallanzani a Roma il 25 ed è un primo quantitativo simbolico per poter permettere il 27 una giornata di vaccinazione in tutta Italia. Dal Spallanzani vengono trasportate, per quanto ci riguarda, 275 dosi. Noi dovevamo individuare una località, un posto unico rispetto ai 7, quindi i 7 hub provinciali che abbiamo invece individuato poi per le fasi successive. Abbiamo individuato l'azienda ospedaliera di Padova e quando arriveranno, sono poche, verranno chiaramente distribuite credo nell'Interland, perché c'è anche un problema che devono essere queste prime dosi, che proprio sono le dosi che fanno partire la campagna vaccinale, devono essere effettuate entro poche ore, entro 4 ore mi sembra. Dopodiché noi abbiamo notizie che a gennaio, ai primi di gennaio, arriveranno gli altri quantitativi che quindi saranno poi distribuiti in tutti gli altri 7 hub della regione. Capisco. Bene, allora insomma noi resteremo ad aspettare quello che succederà anche proprio nei prossimi mesi. Nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione del Veneto. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e buona giornata. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e nuove interviste per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.